Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di aperture, che so che è un tema che vi piace parecchio. Vedremo la partita di Vienna e vi farò vedere una continuazione un po' complessa. Io reputo che negli scacchi ci sono diversi tipi di mosse, ci sono mosse semplici ma efficaci, mosse semplici di attesa, mosse che vanno a creare, a realizzare un piano, mosse che vanno a complicare la situazione. Ecco, queste ultime io credo che abbiano molta efficacia sui giocatori principianti e intermedi, proprio perché offrono al giocatore una grande possibilità di sbagliare. Cioè tu hai un ventaglio di tot risposte, supponiamo di 5 risposte, una sola è quella giusta, se non fai quella giusta io so come travolgerti. Ecco, queste sono le mosse che funzionano benissimo. Allora, andiamo a vedere E4, E5, cavallo C3, questa è la differenza della partita di Vienna, si sviluppa subito il cavallo C3 anziché il cavallo in F3, cavallo in F6 dunque per fare pressione subito su questo pedone e alfiere C4. Ora si potrà giocare anche cavallo F3, insomma sono un po' anche interposizioni di mosse, no? Si può giocare prima una, poi l'altra, eccetera, eccetera. Ora qui il nero probabilmente giocherebbe alfiere C5 o alfiere B4. L'importante è lottare sempre contro il centro. Alfiere C5 ha l'idea di eliminare, di cercare di tenere a bada questa spinta di 4 liberatoria del bianco. Un'idea come C6 seguita da D5 purtroppo è troppo lenta, dato che siamo i neri e abbiamo un tempo in meno, poiché permette al bianco di giocare D4. E dopo questa situazione non mi piacerebbe troppo giocare col nero, onestamente. Quindi torniamo indietro. La mossa che ti consiglio di fare in questa posizione non è sviluppare l'alfiere, ma è sacrificare il tuo cavallo su E4. Cavoli, mi sacrifichi un cavallo alla terza mossa? Sì, sì, perché? Questa mossa, che forse non è la più forte, ma comunque ti fa stare in una posizione di parità circa, permette al tuo avversario di sbagliare. Ora, ci sono tante continuazioni che faranno sbagliare il tuo avversario. Vediamo quali sono le più probabili. Ah, tu mi offri in sacrificio il cavallo e io me lo prendo. Ta 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 ta. Dopo questa mossa voi passerete subito in vantaggio coi neri, poiché D5 attacco doppio da parte di questo pedoncino su questi due pezzi, probabilmente il bianco metterà al sicuro il suo alfiere e adesso prenderà il cavallo. Ok? Siamo con un pezzo a testa in meno, ci ritroviamo con un pedone in più. Non solo, questo pedone ora in D4 è estremamente forte e fastidioso perché controlla queste due case. Questa casa F3 che impedisce lo sviluppo naturale del cavallo e la casa D3 che impedisce la spinta del pedone, o se comunque spingiamo il pedone in D3 possiamo cambiarlo. E questo è un vero casino. Su D3 insomma possiamo tranquillamente ritrovarci a giocare così, supponiamo una roba di questo tipo, e il bianco si troverà con un pedone isolato centrale che non si saprà mai quando riuscirà a spingere. Oppure, se non vogliamo giocare in questo modo, possiamo giocare alfiere F5 e iniziare a preparare una sorta di arrocco lungo per metterci una torre sulla colonna D e pressare proprio in questa direzione. Quindi qui ci sono un bel po' di mosse sbagliate. Supponiamo sempre dopo cavallo per E4 che il bianco non catturi con il cavallo, ma che giochi D3, una mossa che serve a eliminare questo cavallo. In realtà, ancora una volta, dopo questo cambio, la posizione del nero è assolutamente favorevole. Ora questo alfiere si ritira in B3, ma non si sa in che modo riuscirà a sfruttare questa diagonale, poiché anche dopo C6 si è creata una catena di pedoni fortissima e buonanotte alfiere. E questo alfiere che era buono è diventato cattivo. Ok, quindi hai visto che ci sono una serie di risposte che sembrano spontanee e naturali, ma che in realtà non sono buone. Qui la risposta corretta, oddio, c'è anche il sacrificio dell'alfiere subito su F7, che però non è assolutamente la più corretta di tutte. La mossa più corretta qui è donna in H5.
Donna in H5, ancora una volta il famoso matto del barbiere, vi ricordate? Di fare pressione su F7 minacciando il matto di donna, non solo, si minaccia anche di catturare il pedone in E5. Qui dovete essere voi a essere attenti, ovvero ci sono varie possibilità di risposta. La corretta è cavallo di 6. È vero che questo cavallo impedisce la spinta di questo pedone, ma se non altro controlla questo punto e minaccia allo stesso tempo l'alfiere, quindi è una mossa attiva. Le altre mosse sono totalmente sbagliate perché donna F6, andando a controllare questo punto, si perde il cavallo e cavallo F6 si prende il matto. Quindi cavallo D6 qui è la mossa corretta da giocare. Dopo chiaramente donna per E5, a questo punto non alfiere, altrimenti ci ritroveremo sempre con la pressione di questa donna, ma donna E7, dopo il cambio di donne ci ritroviamo in questa situazione, ora ricordiamoci che c'è il bianco sempre con l'alfiere a tiro, che si ritirerà in B3, cavallo F5 per iniziare a preparare la spinta D5 probabilmente supportata da C6, cavallo F3, C6, arco corto, D5 e qui onestamente mi piacerebbe tantissimo giocare con il nero non ha assolutamente nulla da temere, arroccherà, questo alfiere lo toglierà da questo punto, potrà tranquillamente giocarlo anche in F6 dove avrà il controllo di questa colonna e è una partita assolutamente dove il nero qui non ha nulla da temere. Quindi rivediamo le mosse iniziali che ti potranno essere utili, casomai ti ritroverai a giocare in questa posizione con il nero, ti consiglio qui cavallo per E4. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto ad iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!